Cari telespettatori, ben ritornati, e telespettatrici naturalmente ben ritornati nel nostro spazio di approfondimento. Doveroso farlo come ogni anno, ma noi lo facciamo spesso a prescindere dalle date e dalle ricorrenze, visto che si avvicina la giornata internazionale riconosciuta dall'ONU contro la violenza perpetrata ai danni delle donne a livello internazionale. Se ne parla un po' ovunque, ma per fortuna quest'anno non se ne parla solo in queste circostanze. Sono un po' l'occasione per fare il punto, tirare una riga su anche numeri che sono alquanto freddi, a volte incresciosi, però per capire la portata di un fenomeno che in realtà non si arresta nonostante gli anni passino. La civilizzazione dovrebbe crescere, la consapevolezza e la coscienza delle persone, uomini e donne, dovrebbe essere sempre maggiore, e anche la sensibilità, e purtroppo però ciò non avviene. Il Covid ha peggiorato la situazione, quindi molte più donne hanno subito atti di violenza anche gravi. Il numero poi dei femminicidi, sono quelli che colpiscono di più, sono in aumento, ma non è soltanto grave l'atto finale, più grave in assoluto il femminicidio, è il perpetrarsi di continuo, lo stillicidio di atteggiamenti, di modi di porsi che rappresentano una violenza, una costrizione. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Mariangela Zanni, grazie di essere qui con noi, che è presidente del Centro Veneto Progetti Donna, accompagnata dalla dottoressa Stefania Loddo, operatrice sempre del Centro Veneto, che si occupa anche delle scuole, dei più giovani, della formazione, quindi apriremo anche questo importantissimo capitolo. Allora, dottoressa Zanni, voi avete fatto anche una campagna che è particolare, non una di meno, no? Un posto occupato, più che altro per stare a significare che c'è qualcos'altro al di là dell'atto stesso, cioè che cosa? Che deve colpire, perché bisogna trovare il sistema per sensibilizzare il più possibile le persone e far reagire, far capitare qualcosa. Adesso c'è la dottoressa Lamorgese che ha detto: cercheremo di prendere dei provvedimenti più gravi, di inasprire le pene, di vedere che cosa fare, però sembra che questo non serva quando si scatena la furia dell'aggressione nei confronti molte volte di moglie, compagna e quant'altro, quindi sono rapporti anche strettissimi familiari. Il vostro progetto, due parole per far capire di che cosa si tratta. Beh, il Centro Veneto Progetti Donna è un centro antiviolenza che accoglie le donne che nella provincia di Padova si trovano in situazioni di violenza per mano di partner o ex partner. In questi giorni siamo molto attive con delle campagne di comunicazione, proprio perché domani è il 25 novembre, l'attenzione è molto alta sul tema. Il posto occupato è una campagna che è stata realizzata nel 2013 a livello italiano e consiste nell'occupare proprio un posto in tutti i luoghi che possiamo immaginare, nei comuni, nei cinema, nei negozi, occupare quel posto che dovrebbe essere stato occupato da una donna che ha perso la vita per mano di un uomo. Questa campagna del posto occupato sarà presente in tutta la provincia attraverso una rete che è la rete delle provinciali delle pari opportunità. Che è stata istituita di recente. È stata istituita qualche mese fa e raccoglie appunto diverse commissioni pari opportunità della provincia di Padova che si sono messe insieme per la prima volta proprio per fare qualcosa in rete. Perché quello che si diceva prima, cosa possiamo fare per smuovere un po' le coscienze? Intanto unirci, metterci insieme, riconoscere che la violenza maschile sulle donne appunto non è un fenomeno che accade alle donne accidentalmente, ma è un fenomeno strutturale della nostra società e che accade perché c'è nella nostra società uno squilibrio di potere tra uomini e donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata, e che le donne continuano a soccombere perché non cambia la cultura, perché gli uomini pensano ancora che possono possederle, possono decidere delle loro vite, possono decidere come queste donne devono vestirsi, come possono vivere, come possono spendere i loro soldi. Quindi cambiare questa cultura implica che ciascuno di noi, sia a livello istituzionale nel suo ruolo, ma anche nel suo ruolo di cittadino o cittadina, possa fare la sua parte. Esatto, questa è la cosa molto importante, ognuno deve fare la sua parte. Voi riscontrate invece, omertà non è un termine corretto, però un'accettazione in generale, un'indifferenza, che è la cosa peggiore, da parte delle persone, quando non sono toccate direttamente da questo. Oppure sì, formalmente è grave, parole, però poi, perché
L'importante sono i fatti poi, perché le parole tutti sono capaci di dirle di circostanza, di convenienza, però poi se senti o sei partecipe o sei a conoscenza di un fatto e non fai nulla, è tutto inutile. Sicuramente c'è una legittimazione della violenza, perché viviamo in una cultura che questi gesti li considera normali, perlomeno fino a poco tempo fa. Oggi le cose stanno un po' cambiando, però ancora la tendenza è questa. C'è anche un pensiero che la violenza non ci tocchi, non ci riguardi, che sia qualcosa di lontano, che accade a persone magari di determinate culture o di fasce sociali deboli. In realtà sappiamo che può toccare ciascuna di noi, che può toccare un mio familiare, la mia sorella, mia madre. Quindi il primo passo forse è quello di riconoscere intanto la violenza. Anche questo è un passo non sempre scontato, proprio perché alcuni comportamenti vengono giudicati normali. Il fatto di uomini troppo gelosi o di uomini che vogliono controllare ad esempio i cellulari o controllare quello che le donne fanno al di fuori della casa, tutte questi atteggiamenti sono atteggiamenti controllanti e che quindi sono alla base anche delle violenze. Noi dobbiamo in qualche modo essere consapevoli e riconoscere in questi atteggiamenti una matrice di controllo che poi potrebbe scaturire anche in fenomeni molto più gravi, anche fisici. Quindi, questa è la cosa peggiore, cioè più evidente, però può portare delle conseguenze gravissime, no? E non sempre si esprime nella violenza fisica, nel senso che molte donne che arrivano anche al centro hanno alle spalle anni di violenza psicologica, che appunto non è quella visibile, ma che è quella che va a minare e a intaccare l'autostima e la personalità proprio delle donne, e che in qualche modo indebolisce anche la loro possibilità poi di chiedere aiuto, perché le donne si convincono talmente di non essere buone a niente, come viene loro detto ogni giorno, che poi non riescono nemmeno a fare il primo passo. Per cui volevo chiedere a questo proposito, che ha detto una violenza psicologica, perché bisogna anche saper riconoscere la violenza, e ci sono persone che comunque hanno vissuto in famiglie tra virgolette violente, in culture anche di un certo tipo, patriarcali come si dice, oppure sessiste, che hanno creato subito delle distinzioni, e quando si creano una propria famiglia non sanno riconoscere quello che è un atteggiamento psicologico di soggiogamento, di subordinazione, di subdola violenza anche psicologica. Voi insegnate in qualche modo, date delle strategie per insegnare alle persone giovani o anche non giovani a riconoscere i rapporti rischiosi? Cioè anche perché così magari chi ci ascolta può avere già degli input importanti. Beh, sì, assolutamente. Una parte di ragazze che arrivano al centro sono ragazze molto giovani che magari hanno sentito nei nostri interventi nelle scuole oppure nei nostri convegni quelli che sono i segnali, appunto i primi segnali della violenza, e vediamo che appunto il fatto di aver potuto magari vedere un documentario, un film o un nostro intervento ha poi un impatto sulla consapevolezza di queste ragazze. Quindi vedere, capire, cioè fare esempi concreti sostanzialmente. Esempi concreti che può essere il fatto di appunto il controllo del cellulare, il fatto di non lasciare la propria compagna, fidanzata, uscire liberamente da sola, o voler sapere esattamente in ogni momento della giornata che cosa sta facendo, dove si reca, il controllo anche delle spese, delle economie di quella persona, quindi voler vedere come gli scontrini per capire appunto se poi quello che è stato detto corrisponde alla realtà, quindi il non fidarsi essenzialmente della parola della donna e non lasciarla libera di poter fare quello che la donna desidera. Tutto questo comincia proprio già dai primi momenti della relazione, e poi via via va in qualche modo a diventare sempre più grave e a sfociare anche in altre tipologie di violenza, ma il controllo è proprio il primo aspetto a cui dobbiamo
fare attenzione. Ecco, mi rivolgo anche a lei, dottoressa, visto che è anche particolarmente giovane, poi si occupa dei giovani, delle scuole, della formazione, come diceva, piccoli atteggiamenti. A me è rimasto mi ha colpito in modo particolare, è stato pochissimo tempo fa, ero a Milano, in pieno centro, davanti al Duomo, c'era un ragazzo giovanissimo, quindi non so se neanche 18enne, con una ragazzina, e hanno scherzato, però lui l'ha presa a calci. E lei era per terra e diceva basta, 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 e lui la prendeva a calci e sono rimasta colpita perché tutti attorno non ci davano bado, per carità era un mezzo scherzo, non si è capito, ma questo fatto mi ha veramente lasciato perplessa, perché dico, a parte l'educazione, a parte il rispetto della persona, a parte che certe cose anche sognarsi di fare in pubblico, ma non ascoltare la risposta non gradita di quello scherzo, chiamiamolo strano, mi ha fatto riflettere su anche delle modalità di interazione molto frequenti tra i giovani. Cioè, perché poi se si incomincia a stare attenti nei rapporti tra giovani, prendersi a botte, darsi la botta, lo spintone più forte e la risposta altrettanto, può essere una modalità di interazione che poi si instaura dentro la coppia, ma che poi può sfociare in atteggiamenti. Non è che gli insegnamenti anche nelle scuole dovrebbero riguardare proprio le norme di comportamento, di educazione, perché se tu sei una persona educata non tocchi, non sfiori neanche con un dito per offendere uomo o donna che sia, no? Sì. Ho fatto un esempio perché è stata una cosa abbastanza eclatante, però ha lasciato indifferenti tutti. Ho fatto l'esempio perché era in centro a Milano, caspita, più gente di così, niente, nessuno si voltava, ero io così con due occhi. Sì, entrare nelle scuole è fondamentale, noi ce ne occupiamo ormai, questo è il 7° anno in cui proponiamo un percorso diciamo strutturato, un progetto che si chiama Conoscere al di là degli stereotipi. Con quest'anno incontriamo circa 5.000 studenti tra quest'anno e i 6 anni precedenti, per cui un volume molto alto. Per noi è uno sforzo chiaramente, ma in cui crediamo tantissimo, perché entrare a scuola vuol dire entrare in contatto con tutte quelle persone che magari anche per appunto la famiglia in cui sono cresciuti, il tipo di educazione che hanno avuto, anche il contesto sociale, o che non hanno avuto, anche il contesto sociale in cui sono immersi al di là della famiglia, no? Non è sempre così bianco o nero. Hanno bisogno di avere qualche input. Adesso torniamo su questa cosa che è importante, perché abbiamo una pubblicità che mi incombe e non consente di approfondire bene. Voi se volete scriverci approfittatene, facendo anche osservazioni o eccetera. Pubblicità, pochi secondi.